Un libro non contiene solo carta, inchiostro e colla. Un libro, un vero libro, racchiude un'intera nuova vita. Un lavoro di grafica ben fatto non è solo un insieme di forme e colori. La grafica è passione, tecnica, creatività, genio e sentimento. Ogni persona ha i libri che ha letto, le emozioni che un'immagine, una foto, un colore le ha dato. Noi lo sappiamo bene, perché dedichiamo la vita per un'arte e ci emozioniamo ogni giorno. Bentornati all'appuntamento con 20 Minuti Veneti, la rubrica di approfondimento di Piave TV. Oggi parleremo di impresa, di aziende soprattutto locali, e vado subito a presentarvi i nostri ospiti di oggi. Benvenuti in studio, anzi abbiamo Gianluca Orazio, che è presidente della Commissione per l'internazionalizzazione della Confartigianato di San Nonà e Portogruaro. Sì. E Carlo Zanin, che è membro di giunta della Confartigianato di San Nonà. Siamo qui oggi per parlare di un progetto davvero importante, di un'idea che nasce da chi? Dalla Confartigianato di San Nonà, dalla Confartigianato di Portogruaro. Come nasce quest'idea? Il progetto nasce dalla base, quindi nasce dagli artigiani, aziende. Esatto, nasce direttamente dalle aziende, da questo gruppo di giovani che spesso si trova per formazione eccetera, e nelle nostre conversazioni abbiamo espresso questo desiderio di poter aprirci all'estero. Veniamo subito a questo desiderio, che è una cosa davvero molto bella, particolare, ed avete dato a questo progetto un nome molto, molto importante. Esatto, Venezia Porta d'Oriente. Che ricorda i viaggi di Marco Polo. Missione Turchia. O sbaglio? Sì, assolutamente, la strada è quella segnata. E quindi Venezia Porta d'Oriente, missione Turchia. Perché? Di che cosa si tratta? Allora, si tratta di coinvolgere aziende artigiane del nostro territorio, della nostra provincia, per andare a conoscere, ad esplorare e a farci conoscere sul territorio turco da designer, architetti, da buyer, quindi interlocutori che possono rilanciare alcuni nostri settori che stanno soffrendo. Assolutamente, in questo periodo di crisi. E lei, in qualità di membro invece della giunta, della Confartigianato, qual è il suo ruolo in questa mission, in questa nuova avventura? Allora, all'interno di Confartigianato San Nonà mi è stato affidato il ruolo di referente per l'internazionalizzazione. Oltre a questo ho un altro ruolo per la dirigenza del CAIM. Il CAIM è un consorzio promosso dalle associazioni di Confartigianato del Triveneto che acquisisce corrente elettrica, energia e gas e la può proporre ai nostri associati a prezzi molto convenienti. Quindi a San Nonà abbiamo... In un periodo in cui le bollette cominciano a pesare parecchio nelle tasche dei cittadini, ma soprattutto anche delle aziende, perché teniamo conto che siamo qui a parlare di aziende, di artigiani, di persone che lavorano e che quindi hanno bisogno di energia elettrica e di riscaldamento, e quindi avere queste agevolazioni è sicuramente una cosa molto positiva, un'offerta. E non solo, a San Nonà abbiamo un ufficio che ci può controllare le bollette, cosa quasi impossibile normalmente, quindi possiamo essere consci dei costi, possiamo fare le nostre valutazioni e eventualmente andare dove ci conviene di più. Questo consorzio è una cosa bellissima, veramente utilissima e dà chiarezza alle nostre aziende. Da quando è nata questa cosa? È recente? Circa un anno. Circa un anno. È stata una gestazione non facilissima, anche perché predisporre una persona che sia competente e che sappia leggere una bolletta, mi creda, è una cosa. Guardi, io ci ho provato e ci ho anche rinunciato perché è veramente complicatissimo, ci sono dati, poi... È una cosa folle. Sì. Quindi voi avete un ufficio che si dedica alla lettura, a vedere la convenienza della bolletta o meno. Delle bollette, questo per questo quanto riguarda gas che per gas e luce, energia elettrica, l'energia elettrica per le aziende, per gli artigiani. Per le aziende per associate a Confartigianato. Per gli associati. E il suo ruolo nello specifico per questa avventura è di
referente ma anche controllore. Certamente sì. Intanto averlo portato a Sanonà che non c'era, questa cosa parte principalmente da Vicenza. Come Confartigianato Vicenza è diciamo un po' più avanti sì, organizzata di noi. Quindi averla portata e far sì che la cosa proceda bene, che venga anche divulgata, che sia conosciuta, perché altrimenti se la conosciamo io e Gianluca assolutamente. Non serve a tanto. Assolutamente. Torniamo un attimo a Gianluca e a questa avventura verso la Turchia. Il mercato è un po' fermo qui in Italia, quindi questa è una delle motivazioni che vi ha spinto i vostri associati, le aziende, perché mi ha detto che è partito appunto dalla base questo. Esatto, sì. È così difficile oggi lavorare qui? Sì, diciamo che qui è difficile da una parte lavorare, da una parte è difficile anche essere propositivi, poi per altri aspetti è difficile poi anche incassare, no, alla fine di un lavoro, come è difficile rapportarsi con le banche. E a fronte di questo credo che Sandonà e Portogruaro siano due mandamenti che hanno veramente dato molto in termini di azione sindacale, e quindi sia in approcci diretti verso i rapporti con le banche, verso i rapporti con le aziende in difficoltà, ma soprattutto in maniera attiva e proattiva, creando dei momenti importanti di marketing, di business. E questa operazione di internazionalizzazione è un po' il cardine di questa parte. La Turchia è stata scelta sostanzialmente perché è un territorio molto grande, con una grandissima ricchezza di giovani, di capacità, di progettazione, un forte appeal verso per esempio il Made in Italy, ma anche verso il Made in Venice, che è un qualcosa di cui non tanto si parla, ma il brand Venezia, insomma, credo sia il secondo brand dopo quello della Coca-Cola al mondo, per cui è veramente importante. Quindi far conoscere anche le tipicità, il lavoro nostro. Esatto, perché abbiamo degli artigiani, i nostri artigiani hanno da una parte la capacità di saper fare, però un po' la curiosità del nostro territorio, un po' le condizioni insomma, che ci hanno fatto arrivare fin qua, hanno fatto sì che abbiamo un forte rapporto con la bellezza, con la capacità di generare cose belle, con la capacità di metterci in discussione, di stimolare le nostre notti, no? a provare idee. Esatto. E quindi questa cosa è stata molto apprezzata e secondo me va anche altrettanto valorizzata. E questa è una caratteristica dell'Italia, esatto. Insomma, avere artigiani che veramente hanno fatto il paese grande. Peccato che in questo momento il nostro paese non è molto ben visto, non è molto ben visto, non è molto apprezzato per comunque il valore aggiunto che possiamo dare. Guarda, diciamo che andando all'estero quello che è importante è fare di distinguo, posizionarsi un attimo e dare quella percezione che dietro un'azienda, dietro una persona c'è comunque una struttura, perché un po' questo concetto del disfattismo ci penalizza, ma se riusciamo a essere noi stessi, a essere propositivi, immediatamente la credibilità, quella verità che possediamo, insomma, diventa strumento di conversazione e anche di affari. La capacità poi di fare cose belle e di saper, per esempio, trasformare il pensiero di un architetto, di un designer, mettersi in relazione con queste persone ci avvantaggia tantissimo. Torniamo al nostro consigliere di giunta della Confartigianato. Com'è vista questa nuova avventura verso la Turchia, quindi verso l'Oriente? Allora noi a Sandonà abbiamo un ufficio che in modo riduttivo si chiama Ufficio Europa. Ufficio Europa. Però la Turchia non fa parte dell'Europa, anche se qualcuno proponeva, insomma, è un paese che ha ancora molti lati bui, insomma. Mi permetto di aprire una piccola parentesi. Nelle riunioni che abbiamo fatto ci sono stati portati filmati, dati e tante cosine che ci hanno dato un'immagine che mamma li turchi non c'è più da un pezzo. Almeno da 10 anni. Per quel che conosco la Turchia
avendola visitata anche poco, è un paese che è spaccato sicuramente a metà. C'è una Turchia molto orientale e una Turchia che si avvicina tipo molto all'Occidente. Sì, esattamente. Per cui insomma non c'è più questa visione della Turchia come un paese arretrato. Assolutamente no. Anzi, come diceva giustamente Gianluca, loro hanno il problema di contenere il PIL, noi ce l'abbiamo esattamente inverso. Di non farlo scendere. Ho capito. Quindi, e l'ufficio appunto quindi abbiamo questo ufficio Europa che si occupava di rapporti con gli stati esteri, di gestire i bandi comunitari. Sì. È nata questa cosa della Turchia, quindi è la cosa ideale. Abbiamo un ufficio che può lavorare veramente per l'artigiano. Di che cosa si occuperà? Per esempio, se ci sono artigiani che hanno bisogno, che ci stanno ascoltando, che vogliono magari aderire, è possibile anche, vero? Sì. L'impiegata di questo ufficio, una bravissima ragazza. Dove si trova questo ufficio? Perché diamo tutte le informazioni che possono nella nostra servire. Sede di San Donà di Piave. Ecco, quindi nella sede di Confartigianato di San Donà di Piave, che è vicino alla zona degli istituti. Delle scuole. Esatto. Si può trovare questo ufficio. Dove l'artigiano che la responsabile è la dottoressa Poles e ha un'esperienza ormai pluriennale in queste situazioni e noi la stiamo facendo anche crescere con queste esperienze. Quindi è la cosa ideale per noi mettere a disposizione dell'artigiano, delle imprese che vogliono crescere, allargarsi, farsi conoscere, mettere a disposizione tutti gli strumenti che abbiamo. C'è possibilità di crescita andando per esempio nei paesi europei, in Turchia, eccetera? Guarda, io faccio un semplice esempio. Una semplice vacanza ci fa crescere. Assolutamente, e anche ci rilassa, fa sempre bene la vacanza. Qua andiamo a confrontarci con altre culture, con altre situazioni, con altre realtà. Minimo cresciamo, minimo ci serve. Questa cosa secondo me è eccezionale e meravigliosa, la dobbiamo portare avanti. Questa volta senz'altro la portiamo avanti e la portiamo alla fine e io che ho l'incarico di seguire questa cosa vedo che sta crescendo in modo eccezionale. Penso che questa farà da porta per altre situazioni, altre esperienze. A quando la partenza per la Turchia? Perché c'è una partenza prevista? C'è una partenza, c'è stato un arrivo perché 10 interlocutori turchi, architetti, designer e buyer sono stati accolti nella nostra provincia. Prima sono arrivati sono loro? Arrivati sono 2 settimane fa. No, hanno fatto qui 4 giorni, sono stati ospitati grazie appunto alle aziende che hanno partecipato al progetto e alla Camera di Commercio. Hanno partecipato? Le aziende sono 17, 10 sono stati gli ospiti che sono stati qui in provincia, hanno visitato le nostre aziende, hanno esplorato il territorio, hanno anche mangiato molto bene, sì, è stato apprezzato ogni momento di questa visita. Adesso, dopo il briefing tecnico dove ci siamo confrontati e quindi abbiamo costruito un tavolo di lavoro permanente che servirà appunto a costruire altre opportunità, con le aziende andiamo ad Istanbul. Partiamo il 13 di novembre, quindi tra pochissimo, dopodomani, mercoledì. Esatto, bene. E ritorniamo il 16. Lì abbiamo una giornata interamente di B2B organizzata con la Camera di Commercio italiana ad Istanbul e poi una seconda giornata di presentazione delle aziende, quindi con le loro video, con le slide eccetera, presenteranno le loro aziende, i loro prodotti a un parterre di architetti, buyer, designer, redattori di interni a Palazzo Venezia, quindi saremo ospiti della residenza dell'ambasciatore d'Italia Giampaolo Scarante ad Istanbul, che è una figura straordinaria che sta seguendo molto da vicino il nostro progetto e le nostre aziende. Che meraviglia. Lei partirà? Sì, sicuramente? Sì, io partirò anche un po' prima perché voglio essere sicuro che sia tutto in perfetto ordine per quando arrivano le aziende venete, sì. Anche lei parte? Ma che non mi vogliono, non c'è niente da fare. Ma come? Lei che mi deve fare da controllore non mi va a controllare che tutto funzioni? Per i miei impegni non posso partire. Non potrà esserci. Ma mi dispiace tantissimo. Lei ha seguito invece la fase qui in Italia quando... Dall'inizio quando sono fino ad arrivati. adesso. Quindi, sì. E
Quali commenti da parte dei visitatori appunto dalla Turchia? Le do i miei prima. Sì. Prego, mi dica. All'inizio la vedevo una cosa tanto distante, una cosa molto difficile. Man mano che ho seguito tutte le riunioni, tutti gli incontri, la vedevo una cosa sempre più entusiasmante e vicina. La vedevo non come la Turchia distante, la vedevo come un posto vicino dove ci possono essere delle persone con le quali avere rapporti e fare affari. E anche crescere, perché comunque lo scambio di idee, di conoscenze è comunque sempre una crescita per entrambi gli stati, sia per l'Italia che per la Turchia, quindi sicuramente è una cosa di positivo. Credo proprio di sì, tenendo conto di quel che ha appena detto Gianluca, che noi abbiamo un marchio, un brand, il Veneto, Venezia, che da quelle parti è molto gradito. Quindi un riscontro assolutamente positivo, quello dell'esperienza vissuta Decisamente sì, se poi le nostre aziende avranno il successo che meritano quando vanno là, allora è fatta, insomma. Allora è fatta, bene. Lei che partirà per la Turchia, che cosa si aspetta di trovare? Quale spera sia la ricaduta poi? Allora, l'obiettivo che vi ponete andando lì? Diciamo che il lavoro di preparazione e di creare le opportunità è stato un lavoro molto intenso che sta andando avanti proprio anche in questi giorni, e che le aziende, perché c'è chi è già insomma nell'export è già consolidato e c'è chi invece sta proprio iniziando un percorso, per le aziende è stato creato appunto questa grande opportunità. Ora molto sta nelle aziende, cioè non le lasceremo mai da sole, sono seguite perché sono seguite attraverso i nostri tecnici interni, attraverso dei tecnici esterni che ci supportano e che aiutano proprio l'impresa nel costruire i rapporti, nel costruire il business con l'estero, però molto adesso sta proprio nelle aziende, devono loro respirare questo profumo, respirare questo desiderio e stimolare anche a strutturarsi. C'è chi magari ha già un ufficio estero, c'è chi invece sta partendo adesso, insomma c'è un gran lavoro, quindi le aspettative sono altissime e il risultato lo misureremo sicuramente nell'arco di 1 o 2 anni, non sarà un qualcosa di oggi per domani. Un progetto sicuramente a lungo termine. Sicuramente a lungo termine, anche perché teniamo presente che la Turchia rappresenta circa 80 milioni di abitanti, Istanbul ormai dati ufficiali o no, insomma siamo intorno ai 20 milioni di abitanti, per cui stiamo parlando di una città con una capacità pazzesca di sviluppare business. Soprattutto c'è un territorio alle spalle della Turchia, quindi l'Asia centrale, ma insomma una capacità per cui riusciamo ad arrivare a circa 700-800 milioni di interlocutori nel momento in cui facciamo un salto, mettiamo un piede in Turchia. Per dare qualche dato sulla Turchia, oggi abbiamo circa 16 voli, credo 12 solo Turkish, da Italia a Turchia quotidiani. Tra poco a Venezia verrà implementato il 4º volo giornaliero. Per l'Expo 2015, esatto, Turkish ha proprio firmato in questi giorni il contratto per cui sarà l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova il punto d'appoggio per trasferire poi gli ospiti turchi e internazionali, non solo turchi, all'Expo. Si tratta di un 10 voli a settimana solo per Expo 2015, quindi quello che sta succedendo è che l'asse proprio economico si sta spostando verso Oriente. Non a caso la Turkish è la compagnia aerea più importante al mondo in questo momento, non a caso stanno costruendo il 3º aeroporto più grande del mondo su Istanbul. Beh, l'Oriente un po' tutto sta crescendo, la esatto. Cina che fa molto paura all'Italia se ci spostiamo molto più ad est, e non è che la Turchia poi sarà un altro concorrente per l'Italia. Ma è possibile, una buona concorrenza ha sempre fatto bene, sono le cattive concorrenze che fanno male. Poi, quindi la vedete come un'opportunità, uno stimolo, uno stimolo, non una cosa negativa. Assolutamente no. Mi permetto di aggiungere una cosa, la Turchia più che un grande concorrente può essere un grandissimo partner per l'Italia. Ecco, bene.
Con questo chiudiamo qui perché siamo giunti al termine, è vero che sono volati questi 20 minuti? Beh, ma io spero di ritrovarvi, anzi vi invito ufficialmente a ritornare dopo il vostro viaggio in Turchia. Per fare una relazione sul successo che avrà questa missione. Questo me lo auguro, e lo auguro soprattutto alle aziende che partecipano a questa avventura, perché meritano di lavorare le aziende italiane e le aziende del nostro territorio. Ringrazio i miei ospiti, Gianluca Orazio, che è il presidente di questa commissione per l'internazionalizzazione della Confartigianato di San Nonà e Portogruaro, Carlo Zanin, membro della giunta della Confartigianato. Io saluto tutti i nostri telespettatori, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie per averci seguito. Un libro non contiene solo carta, inchiostro e colla. Un libro, un vero libro, racchiude un'intera nuova vita. Un lavoro di grafica ben fatto non è solo un insieme di forme e colori. La grafica è passione, tecnica, creatività, genio e sentimento. Ogni persona ha i libri che ha letto, le emozioni che un'immagine, una foto, un colore le ha dato. Noi lo sappiamo bene, perché dedichiamo la vita per un'arte e ci emozioniamo ogni giorno.